Ben ritrovati dalla redazione. A Gorizia un vigile del fuoco è stato brutalmente aggredito da un cittadino mentre effettuava un intervento urgente per un soccorso a persona. L'aggressione è avvenuta in circostanze tanto assurde quanto inaccettabili. Lo ha costretto a ricorrere al pronto soccorso. A denunciare i fatti il segretario regionale del sindacato Conapo Damian Nacini. Quanto accaduto, così la nota della sigla sindacale, è di una gravità inaudita. Un vigile del fuoco intervenuto per soccorrere una persona si è trovato vittima di una violenta aggressione, un gesto vile che offende non solo la persona coinvolta ma l'intero corpo nazionale. Non si può più accettare che i colleghi siano bersagliati mentre svolgono il loro dovere per la collettività. Prevenzione anticipata è la locuzione utilizzata dal prefetto di Trieste Pietro Signoriello per illustrare il significato dell'iniziativa Mafia e il mondo parallelo. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e gli studenti in particolare alla cultura e alla legalità. È articolata in due momenti. Il primo è stata una tavola rotonda svoltosi in uno stand del Market Fair in Piazza Unità con il direttore generale della DIA, generale Michele Carbone, la procuratrice capo di Trieste, procuratrice distrettuale antimafia Patrizia Castaldini e il presidente dell'ICOP Vittorio Petrucco, oggetto di una richiesta estorsiva da lui denunciata. Il secondo si terrà al Teatro Rossetti, dove andrà in scena uno spettacolo di teatro-danza per sensibilizzare sull'argomento gli studenti. Ne sono attesi 2300 di varie scuole della regione. Addio ad Enzo Ferrari, allenò la Triestina negli anni del calcio scommesse. L'ex tecnico nato a San Donà di Piave nel 1942 si è spento all'età di 82 anni. Dopo la panchina dell'Udinese con Zico, Ferrari sedette sulla panchina labardata per 3 stagioni, di cui 2 condizionate dal coinvolgimento nel calcio scommesse. Al primo anno sfiorò la promozione in Serie A. L'assessore del Friuli Venezia Giulia per Paolo Roberti in merito alle mafie ha ricordato tra le azioni messe in campo dall'ente per il contrasto alla criminalità organizzata lo strumento informatico Giga FVG per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti e i protocolli di collaborazione stipulati con le forze dell'ordine. Intervenendo alla tavola rotonda organizzata dalla Prefettura, Roberti ha sottolineato che non c'è radicamento della mafia in Friuli Venezia Giulia, ma quando la mafia è radicata è già troppo tardi, per questo bisogna vigilare e mettere in campo tutti gli strumenti per prevenire le infiltrazioni, perché un territorio regionale come il nostro, che sta correndo e dove ci sono sempre più interessi e affari, può far gola alla criminalità organizzata. Previsioni meteorologiche per la giornata: al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso dalle ore centrali o nel pomeriggio, aumento della nuvolosità specie in montagna con rovesci temporali sparsi che potrebbero interessare anche la pianura, con minore probabilità invece la costa. In giornata venti a regime di brezza, in serata bolla moderata sulla costa e sulle zone orientali. Temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, le massime fra 21 e 24, sulla costa minime fra 12 e 15, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.